Autonomia, il governatore Zaia presenta al Consiglio regionale il disegno di legge dopo il referendum. È la partita di tutti, non mollerò di un millimetro, trattativa con questo, con il prossimo governo. Popolare di Vicenza, il procuratore Cappelleri in audizione alla commissione d'inchiesta. Gli ispettori di Banca Italia furono fuorviati dai vertici della banca, dice e assicura nessun rischio prescrizione per l'inchiesta. Accoltellata e abbandonata davanti all'ospedale, morì dissanguata nel 2015, vittima una nomade di 39 anni. Dopo 2 anni di indagini i carabinieri hanno arrestato il fratello. Si fingevano badanti, prendevano contatto con anziani, potenziali clienti e poi razziavano le loro case mentre erano a messa. Coppia di stranieri arrestata dai carabinieri a Padova. Tragedia sfiorata in A13, tir perde la ruota e centra un furgone che nello scontro prende fuoco, 2 i feriti. 2 controllori della CTV sono stati picchiati da 2 passeggeri denunciati dalla polizia. Gli episodi a poche ore di distanza l'uno dall'altro sono accaduti a Marghera. È stato tenuto segreto fino all'ultimo oggi l'annuncio della nuova mostra evento di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina a Treviso. Dopo Parigi e New York arriva la rassegna sulle opere di Rodin. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano anche questa sera il processo che si è messo in moto sull'autonomia dopo il referendum di domenica. Questa mattina il governatore Zaia ha presentato al Consiglio regionale il disegno di legge. È la partita di tutti, non mollerò di un millimetro, ha detto il presidente Zaia, che poi ha aggiunto trattativa con questo o con il prossimo governo. È il referendum dei Veneti e quindi avrò massimo rispetto nella trattativa. Non indietreggerò di un millimetro. Il messaggio è chiaro, non si torna più indietro e l'obiettivo è portare a casa l'autonomia senza sconti. Luca Zaia davanti al Consiglio regionale nel giorno in cui presenta il DDL che deve dare il via alla trattativa. Non c'è tempo da perdere. Noi siamo pronti, nel senso che il disegno di legge statale di iniziativa regionale c'è già. Ovviamente poi cercheremo di capire fino a che punto questo governo sarà in grado di affrontare il tavolo delle trattative e poi quando il testimone passerà al prossimo governo. 23 competenze da prendersi e un invito a togliersi la casacca politica, la partita di tutti. Parlo da Veneto e dai Veneti. La gestione sarà quella di chiedere tutto quello che è possibile e sarà la volontà di portare avanti questa trattativa. Un impegno mio formale che avvenga nell'ambito dell'alveo del rapporto istituzionale. DDL in 3 corpi, le 23 competenze, i 9 decimi del gettito fiscale per finanziarle e le specifiche competenze esposte in 58 articoli. E se trasferissimo in maniera ideale le 23 competenze con le opportune declinazioni nell'applicazione nei territori, restando all'interno dell'alveo della legge, ci porta in un regime di fatto, ma non di diritto, questa è un'altra confusione della campagna elettorale, di fatto come la regione Trentino-Alto Adige. E poi un calcio alle dure polemiche sulla richiesta parallela di inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale. Che non c'entra nulla con questa partita referendaria, questo è un impegno che mi sono preso io, ma è più morale, poi sarà il Consiglio regionale nei tempi e nei modi che vedremo in futuro a dire se è a favore di questo ulteriore progetto di legge oppure no. Infine la replica secca a chi ha ironizzato sul voto. Ogni riferimento a Olivero Toscani è voluto. Qualcuno dice in giro che abbiamo l'anello al naso, qualcun altro dice che sono tutti immuni a quelli che sono andati a votare. Io penso che sia la dimostrazione che questo è un popolo. E dopo il discorso del presidente Zaia al Consiglio regionale è stata la volta delle opposizioni. Tutti sembrano d'accordo sul fatto che non sia il momento di parlare di statuto speciale né di indipendenza. Sentiamo allora alcune voci dei consiglieri raccolte proprio in Consiglio regionale. La politica non deve sporcare le richieste dei veneti. Quello che noi diciamo è: togliamoci le spille, le maglie di partito, dei movimenti e mettiamoci quella dei veneti. Sono stati chiarissimi, 2.300.000 persone ci chiedono maggiore autonomia, noi dobbiamo dare voce immediatamente a queste persone. Al termine del discorso del governatore Zaia al Consiglio regionale dopo il risultato referendario sembrano tutti d'accordo, andare avanti per l'autonomia come chiesto dai veneti, ma niente statuto speciale né indipendenza, a partire da Forza Italia che da subito ha chiesto chiarimenti in merito.
Già ieri sera il governatore ha specificato che è un percorso diverso rispetto a quello avviato con il referendum. Oggi l'abbiamo ribadito anche in aula facendo presente che ciò che andiamo a trattare oggi con il governo sono le 23 competenze inserite in Costituzione che non hanno nulla a che fare con la questione di regione a statuto speciale, che è un percorso diverso, alternativo nei modi e nei tempi, cosa che ci risulta essere stata recepita e per la quale finalmente abbiamo chiarito un dubbio che aveva sollevato alcune preoccupazioni da parte nostra. Entrambi vanno rimessi nel cassetto perché non hanno nulla a che fare con il mandato che è uscito dalla maggioranza assoluta dei veneti domenica scorsa. Il negoziato e la discussione, la trattativa deve essere solo sull'autonomia differenziata. Lo statuto speciale non era oggetto del referendum di questi giorni, quindi da questo punto di vista è una forzatura da parte del Presidente della Regione parlare di un tema che è stato cassato dalla Corte Costituzionale, si mette fuori dalle regole di funzionamento di questo Stato, quindi la questione dello statuto speciale nulla c'entra, i veneti hanno votato sull'autonomia, anzi già che ci siamo sgombri il campo anche dal tema della indipendenza. Quindi sgombriamo il campo da questo, iniziamo a parlare delle materie del 116-117, era la riforma dell'Ulivo, era la riforma del centro-sinistra, 16 anni dopo la Lega ci ha dato ragione. Avete sentito prima il riferimento del Presidente Zaia alla frase pronunciata da Oliviero Toscani nel corso di una trasmissione radiofonica, aveva definito quei veneti che erano andati a votare dei Mona, l'ennesima provocazione con parole ai limiti dell'insulto contro un popolo, quello veneto già apostrofato come ubriaconi. Allora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Non so se sia Mone, cioè nel senso Mona. Intanto è che aveva già parlato mai che a volte che ha detto che i veneti sono tutti ubriaconi. Quindi hanno votato in Mona, come si dice in Veneto. Sì, questo qua l'ha detto lei, ma è una verità. Io non avrei detto niente su quei Mona che sono andati a votare, ma hanno chiesto cosa pensano e sono votato. E seconda roba, adesso che abbiamo ciapanca da Mone, che domandaria che bisogna che si avvalga a specchio. Abbiamo qualche ombra, però siamo gente corretta, gente che lavora, gente ospitale, non siamo razzisti. E per quanto riguarda il voto, credo di essere stato uno dei primi ad andare a votare, le 7. Autonomia da chi? Da chi? Da chi? Dai marziani? Stiamo cercando di unirci proprio per diventare più civili, più tutto, e con questa qua autonomia. È il suo punto di vista, voglio dire. Io sinceramente fino all'ultimo momento ero indecisa se votare sì o votare no, però alla fine sono andata e ho votato sì. Se c'è qualcuno che si sente offeso da un pensiero diverso dal proprio, allora lì entriamo in un discorso di tipo intelligente o meno. I contadini che parlano neanche italiano, cosa che voti? Non mi sento assolutamente Mona, penso che lui abbia diritto di esprimere la sua idea come le altre persone abbiano diritto di esprimere la loro. Lui insomma spara quello che deve sparare, ma noi altri veneti, come ho detto prima, sì, non siamo Mone. Cambiamo argomento, nuova botta sul fronte delle quote latte da parte dell'Unione Europea. L'Italia ha agito violando le regole comunitarie, concedendo la rateizzazione dei pagamenti delle multe sulle quote latte, generando aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, che significano rischio o procedura di infrazione. La Corte di Giustizia Europea chiede dunque il recupero delle agevolazioni regolari, e questo vuol dire che se l'Italia non dovesse rispondere, allora la Commissione si troverebbe costretta ad avviare l'iter la cui conclusione è quella di possibili multe. Il ministro Martina tra le righe attacca ancora il governatore Zaia. Ci troviamo a gestire una pesante eredità del passato, figlia di scelte politiche precise, dice il ministro delle politiche agricole. Chi oggi in campagna elettorale parla di agricoltura dovrebbe rendersi conto dei disastri provocati quando avevano responsabilità di governo. Si fa riferimento dunque a quando il presidente Zaia era ministro dell'agricoltura. Ed ora il crack delle popolari venete non rischia la prescrizione, il processo ai vertici dell'ex Popolare Berica, lo ha detto oggi il procuratore capo del Tribunale di Vicenza Antonio Cappelleri in audizione alla commissione d'inchiesta. Per il sequestro dei beni invece ormai sarebbe troppo tardi.
Stiano tranquilli azionisti e risparmiatori, il processo agli ex vertici della Popolare di Vicenza per aggiotaggio e ostacolo all'attività di vigilanza non rischia la prescrizione. Lo ha dichiarato il procuratore capo del Tribunale di Vicenza Antonino Cappelleri in udienza alla commissione d'inchiesta sulle banche. Tale prescrizione arriverà fra il 2021 e il 2024, ciò è possibile in quanto, ha spiegato lo stesso Cappelleri, il processo riguarda un periodo, il 2012-2014, senza andare a ritroso, proprio per motivi legati alla prescrizione, e questo dovrebbe consentire che il processo arrivi utilmente a conclusione. Una vicenda questa che, ha poi ricordato il procuratore, sembra una riedizione dei comportamenti verificatisi nel passato che portarono a procedimenti di indagini chiuse però con archiviazione. Ricorda Cappelleri come l'allora responsabile della procura, Antonio Foiadelli, avesse chiesto l'archiviazione perché mancava una prova assolutamente certa. Una stonatura, rileva lo stesso procuratore, arrivando Foiadelli a smentire le conclusioni del consulente. Ex procuratore che, come confermato in audizione, ha poi assunto una volta in pensione un incarico in una collegata dell'ex BPV. L'altra grande questione è perché non si sia proceduto al sequestro dei beni dell'ex presidente Zonin. Al riguardo il procuratore ha spiegato come la banca sia stata svuotata di qualunque sostanza effettiva e pertanto qualsiasi richiesta di sequestro sarebbe vana e ormai non vi sarebbero strumenti concreti per poterlo fare, e ricorda come vi sia stata discordanza, diciamo così, di pareri tra la procura e il GIP sul sequestro di 104 milioni di euro relativo al reato di ostacolo alla vigilanza che portò alla fine allo scadere del termine utile. A questo punto, ha concluso il procuratore capo di Vicenza, l'ostacolo principale al risarcimento dei risparmiatori di BPV è che nella bad company non ci sono più sostanze e la parte buona acquistata per decreto è assente. La cronaca ha risolto il giallo della morte di una nomade di 39 anni uccisa 2 anni fa a San Bonifacio nel Veronese. In manetta è finito il fratello della vittima. Era stata abbandonata agonizzante davanti al pronto soccorso di San Bonifacio, dove era morta dissanguata a causa di una profonda ferita all'arteria femorale. Morì così Corradina Mirabile, nomade di 39 anni, la notte del 19 ottobre 2015. Dopo 2 anni di complicate indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Verona hanno arrestato il presunto assassino. Si tratta di un fratello della vittima, residente a Noto, nel Siracusano, da dove arrivava anche Corradina. Da quanto ricostruito dagli investigatori, la 39enne sarebbe intervenuta nel corso di una festa in corso nell'accampamento nomade per sedare una lite scoppiata per futili motivi. In quel momento sarebbe stata raggiunta da un fendente al femore. La donna sarebbe poi stata caricata in auto e abbandonata davanti a nosocomio in fin di vita. Il presunto responsabile è stato rintracciato e arrestato a Isola della Scala in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero Giuseppe Pighi ed emessa dal GIP del Tribunale di Verona Raffaele Ferraro. L'uomo ora è rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. Silvano Maritan, l'ex della Mala del Brenta, accusato dell'omicidio di Alessandro Lovisetto il 13 novembre dell'anno scorso, comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assise di Venezia il prossimo 4 dicembre. Dopo la chiusura indagini, oggi è arrivato il rinvio a giudizio. Per l'omicidio di Alessandro Lovisetto, l'ex della Mala del Brenta Silvano Maritan comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assise di Venezia il prossimo 4 dicembre. Dopo l'avviso di chiusura indagini della Pubblico Ministero Francesca Crupi all'inizio dello scorso agosto, oggi il GUP ha deciso per il rinvio a giudizio del 69enne che il 13 novembre dell'anno scorso, al culmine di una lite scoppiata in pieno centro a San Donà di Piave, sferrò il fendente mortale alla gola che uccise Alessandro Lovisetto. Sulle prime si disse per questioni di natura passionale. La vittima frequentava la ex di Maritan e quindi l'omicidio parve un regolamento di conti scatenato dalla gelosia. Successivamente le indagini dei carabinieri di San Donà fecero luce su questioni di natura economica, ovvero un prestito di 8.000 euro che Maritan avrebbe fatto all'ex fidanzata e che voleva vedere saldato quanto prima. Per questo i due avevano discusso settimane prima e per questo si erano dati appuntamento la sera del 13 novembre in piazza San Donà. All'incontro Maritan arrivò accompagnato in auto da un amico, si presentò elegante e di buon umore secondo alcuni testimoni, forse convinto di poter risolvere la questione. La discussione invece si animò e la situazione precipitò, dalle parole si passò ai fatti.
Nella colluttazione spuntò il coltello dalla lama di 21 centimetri da cui derivarono le ferite mortali. Lovisetto cadde a terra, si trascinò per alcuni metri. Maritana si allontanò ma venne fermato poco dopo, prima da alcuni cittadini, poi dai carabinieri, e per l'ex della Mala del Brenta si riaprirono le porte del carcere. Nel processo i 3 figli di Alessandro Lovisetto si sono costituiti parte civile. Svaligiavano gli appartamenti di anziani mentre questi si trovavano a Messa. I carabinieri di Padova hanno arrestato un uomo e una donna sospettati di centinaia di colpi. Sono centinaia i furti in appartamento per i quali i carabinieri avrebbero individuato i responsabili. Una coppia di stranieri è finita così in manette, lui nordafricano, lei romena, insospettabili e difficili da individuare. Secondo le indagini derubavano le case di anziani proponendosi come badanti. Centinaia i furti in appartamento per i quali gli investigatori procedono, tra Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. La donna, sfruttando la sua origine etnica, si presentava presso i circoli per anziani, le strutture protette e le parrocchie durante le funzioni e con la scusa di proporsi come badante agganciava le future vittime. Ma la cosa interessante è stato il rinvenimento in possesso della donna indagata di un'agenda all'interno della quale erano annotati, inventariati, suddivisi per mese tutta una serie di gioielli, di monili, di orologi che erano appunto provento di furti in abitazione. Riteniamo che i furti si aggirino sicuramente sui diverse centinaia. L'uomo invece seguiva da lontano le persone segnalate dalla complice fino all'abitazione, osservava con attenzione tutti i movimenti per poi tornare a colpire nei giorni seguenti. Furti perpetrati con modalità molto professionali, addirittura entrando da finestre collocate al secondo piano che raggiungeva scalando materialmente le grondaie dell'abitazione. I carabinieri hanno recuperato oltre 30.000 euro di refurtiva in monili d'oro. I carabinieri di Mestre hanno smantellato una banda di nomadi che operava su tutto il territorio nazionale, specializzata in truffe online. 3 nomadi, un 35enne di Mestre, un 40enne di Oderzo e un 29enne di Martellago sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Mestre per truffa aggravata. Sarebbero loro i componenti della banda che negli ultimi tempi sistematicamente avrebbe truffato ignari acquirenti intercettati nei più noti siti di e-commerce dedicati alla compravendita di auto di seconda mano e gadget tecnologici. I 3 avrebbero simulato il possesso del bene, si accordavano per la vendita facendosi accreditare su carte di pagamento ricaricabili discrete somme di denaro come anticipo o controvalore per poi sparire. L'indagine avviata dai carabinieri di Martellago ha svelato i meccanismi fraudolenti messi in atto dai 3, tutti con precedenti specifici. Riscontri documentali, verifiche incrociate, indagini telematiche hanno permesso di identificare con certezza i responsabili che sono poi risultati essere autori seriali di analoghe truffe su tutto il territorio nazionale. 18 gli episodi acclarati solo fra aprile e maggio di quest'anno. Le truffe erano studiate a tavolino e dissimulavano le reali intenzioni e l'effettivo possesso del bene oggetto del desiderio dell'acquirente grazie a materiale fotografico artefatto. All'atto del pagamento il denaro veniva fatto abilmente sparire. Le carte usate erano intestate a prestanome residente in zona sui quali i carabinieri stanno eseguendo accertamenti, ma da subito si sa che il danno complessivo fino ad ora accertato si aggira attorno ai 30.000 euro. Durante le perquisizioni i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato carte di credito, poste pay, cellulari e computer. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. C'è ancora la cronaca da aprire questa seconda parte dell'edizione Veneta dei nostri telegiornali, una grande ruota persa da un mezzo pesante in A13 ha rischiato di trasformare un incidente in tragedia, la ruota ha colpito un furgoncino che poi ha preso fuoco, 2 le persone rimaste ferite. Una ruota di camion che vaga impazzita per l'autostrada A13 dalle parti del casello di Padova, zona industriale, e un furgone con 2 persone a bordo che non riesce a evitarla. Davvero una brutta esperienza verso le 7 del mattino per i 2 occupanti di un camioncino che si sono visti colpire da una ruota di camion. Il loro furgone è finito rovesciato su un fianco e ha preso fuoco. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Abano e Padova. Un automobilista ha aiutato i 2 a uscire dall'abitacolo in attesa dell'ambulanza che ha portato gli sfortunati automobilisti all'ospedale. Danni anche per altre 2 auto che hanno urtato la ruota sulla sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.
Due controllori della CTV sono stati picchiati da due passeggeri, denunciati poi dalla polizia. Gli episodi sono accaduti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, entrambi a Marghera. La storia è sempre la stessa e purtroppo è dura a morire, perché c'è sempre qualcuno che crede sia possibile usare i mezzi pubblici senza pagare il biglietto e farla franca. Non può essere così, e pur tuttavia, non appena i portoghesi vengono colti in fallo, invece di porgere le proprie scuse e incassare la sanzione, non è raro vederli andare su tutte le furie. A farne le spese sono sempre i controllori. Due di questi, guardie giurate di ACTV, l'altra sera sono stati aggrediti e picchiati da due facinorosi senza biglietto. Gli episodi sono accaduti in zona Marghera, il primo in via Fratelli Bandiera, dove un extraurbano diretto a Dolo si è dovuto fermare dopo che a bordo un 32enne del Mali si è scagliato contro il controllore che l'aveva sorpreso senza biglietto. L'uomo è stato identificato dalla polizia, che l'ha denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sempre a Marghera, ma sul tram, un veneziano scoperto senza ticket ha preso a pugni il controllore, che ha rimediato un trauma al naso e la rottura di un paio di denti. Anche in questo caso è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha subito fermato e denunciato il responsabile dell'aggressione. Un giro di fatture false per oltre 1 milione di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha sequestrato ad un imprenditore di Cittadella beni per oltre 650.000 euro. 1.138.000 euro di fatture per operazioni inesistenti, che tra il 2012 e il 2016 gli avrebbero permesso di risparmiare illecitamente tra IVA e IRPEF ben 665.000 euro. Al termine di una complessa indagine dei Carabinieri, la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato ad un imprenditore di Cittadella, titolare di una ditta che opera nella realizzazione di capannoni industriali, denaro, titoli, autovetture e immobili per un valore complessivo di oltre 650.000 euro. Una denuncia penale scattata anche per l'imprenditore che ha emesso le fatture false. Segnalate alla procura anche altre 4 persone. 3 sono accusate di concorso in emissione e utilizzo di fatture false, una di riciclaggio. Cambiamo argomento, parliamo di arte e cultura. È stato tenuto segreto fino all'ultimo. Oggi l'annuncio della nuova mostra evento di Marco Goldin al Museo di Santa Caterina a Treviso. L'evento atteso per la primavera a Santa Caterina prende le forme delle sculture di Auguste Rodin. L'annuncio a sorpresa in mattinata, ma in realtà i complici della nuova mostra a Treviso di Marco Goldin, che da 2 settimane è inaugurato a Vicenza quella dedicata a Van Gogh, sono parecchi. Il sindaco Manildo innanzitutto, che ha messo insieme sponsor istituzionali e privati, categorie economiche e imprese, che stanno dimostrando di voler puntare sull'obiettivo di Treviso, capitale della cultura 2020. Siamo riusciti a raccogliere le risorse necessarie per questo ritorno incredibile, una mostra, quella di Rodin, che è fantastica, quindi sono veramente soddisfatto di tutto. È stato un percorso, come sempre quando si lavora a Treviso, un po' accidentato. Alla fine le cose sono venute, c'è stata un'accelerazione proprio negli ultimissimi giorni e quindi siamo qui oggi per presentare, credo, un progetto particolarmente interessante, perché porta a Treviso certamente il più grande scultore del XIX secolo, mettendo in relazione questo straordinario artista che è Rodin, ovviamente, con Arturo Martini. È proprio grazie al filo che unisce i due scultori che il Museo Rodin di Parigi ha accolto con favore l'idea di concludere a Treviso le celebrazioni per il centenario della morte dell'artista. Io ricordo sempre che la collezione di Arturo Martini che abbiamo a Treviso è la più grande collezione nazionale, ma in realtà è internazionale, di Arturo Martini. Ci sono Arturo Martini un po' sparsi qua e là, ma noi abbiamo una raccolta che è straordinariamente importante. 50 sculture, tra cui il Pensatore e il Bacio, 30 opere su carta, in mostra dal 24 febbraio al 3 giugno in una Santa Caterina rinnovata, dalla Sala Ipogea alla Pinacoteca, e in un bailo trasformato per l'occasione in mostra. A prezzo scontato ci si potrà immergere nelle suggestioni di Martini e di Gino Rossi. Con queste immagini si chiude questa edizione dei nostri telegiornali dedicata al Veneto. Vi lascio le previsioni meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Non demorde l'alta pressione, sarà bel tempo anche in questo giovedì 26 ottobre. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto altra bella giornata soleggiata e stabile, da segnalare soltanto locali nebbie mattutine sulle pianure meridionali e tra il nord veneziano e il sud trevigiano. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 18 e i 20 gradi, i valori minimi tra 6 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui ci attende una bella giornata soleggiata e stabile ovunque, con assenza assoluta di nubi. Le temperature massime saranno attese sui 18-20 gradi, i valori minimi previsti mediamente tra 7 e 10 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole splendente su tutta la regione e cieli completamente sereni. Le temperature risultano essere in generale lieve aumento, con massime sui 24-29 gradi, valori minimi attesi sui 6-7 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.